Il ponte Morandi sarà demolito, si attende il piano di autostrade. Intanto il cardinale Bassetti, presidente della CEI, chiede per Genova una vicinanza operosa, silenziosa e senza sciacallaggio politico. Dalle 20 allerta meteo gialla per temporali su tutta la regione ad eccezione del ponente Ligure. A causa del provvedimento sospese le operazioni di rimozione dei detriti del ponte Morandi. L'AFA sta per esaurirsi, nel mese di agosto le temperature più alte dell'estate. La rete dei medici di famiglia ha retto bene alle emergenze dovute al caldo e al crollo del ponte di Genova. 27 minori sono stati fatti sbarcare ieri sera a Catania dalla nave Diciotti. La situazione a bordo è drammatica, forte il disagio fisico e psichico con segni di denutrizione e scabbia. È ancora possibile iscriversi al pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si svolgerà dal 2 al 7 settembre. Sarà guidato dal vescovo Tanasini in occasione del 160° anniversario delle apparizioni. Oltre 300 commensali hanno animato la 14ª edizione della cena al Porticato Brignardello a Lavagna. Le offerte raccolte devolute all'Anfas Tigullio Est e all'Oratorio della Santissima Trinità. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Torniamo a parlare del dramma di Genova. Dopo il crollo del viadotto del Polcevera è il tempo della vicinanza. Lo scrive oggi il cardinale arcivescovo di Perugia, Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, presidente della CEI. Intanto si conferma l'ipotesi di demolizione di quel che resta del ponte Morandi, anche se al momento non sono ancora stati decisi i tempi e le modalità. Sentiamo. L'abbattimento di quel ponte è un'opera di ingegneria che equivale quasi alla sua ricostruzione, forse per delicatezza più difficile della sua ricostruzione. Quel che resta del ponte Morandi verrà demolito. Restano da capire i modi e i tempi e nei prossimi giorni sarà la società Autostrade a fornire i possibili piani per un'operazione molto delicata ma necessaria per avviare le fasi della ricostruzione. Sono ancora poche le certezze che Regione e Comune di Genova hanno in mano nella complicata gestione dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi. Aspettiamo il piano definitivo anche perché anche nel caso in cui si proceda, e non è detto che questo avvenga, a la demolizione con implosione controllata attraverso esplosivo, è evidente che ci sono varie modalità per farlo, varie modalità per suddividere questo intervento in più fasce, farlo insieme. La variabile tempo, la variabile impatto sull'area sottostante sono collegate con molte altre variabili. Mentre continuano gli accertamenti sulle pile del ponte ancora in piedi e i risultati parlano di uno stato di degrado ancora più grave di quella crollata e si avviano i lavori per una viabilità alternativa che possa alleggerire il traffico nella zona della foce della Val Polcevera, continua la messa a disposizione di alloggi per le famiglie sfollate. E in riferimento al tempo della vicinanza con le famiglie delle vittime, con gli sfollati che hanno perso casa e gli affetti, con l'intera città di Genova richiamato dall'arcivescovo di Genova Bagnasco, arriva il monito del presidente CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, che chiede oggi sulle pagine dell'Osservatore Romano una vicinanza fattiva, operosa, intima, silenziosa e non rabbiosa, senza fomentare odi ideologici, senza atti di sciacallaggio politico e desideri di vendette. L'arcivescovo di Perugia, Città della Pieve, invita anche a ricostruire ciò che è distrutto, ma anche a ricucire ciò che è sfilacciato, pacificare ciò che è nella discordia e ripensare l'Italia e in qualche misura rifarla. Per Bassetti servono una responsabilità condivisa e un impegno civile costante e duraturo nei confronti di un paese stupendo, ma estremamente fragile nel suo tessuto urbanistico, territoriale e anche quello sociale. E continua l'impegno della Caritas di Genova nei confronti della popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi. Da oggi è possibile far pervenire offerte a favore delle famiglie e a persone colpite sul conto corrente che ha questo IBAN. Lo vediamo sul nostro sito internet teleradiopace.com. Intestato il conto, l'Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, la causale emergenza sfollati ponte Morandi. Restano in prima linea i centri di ascolto vicariali di Certosa, Cornigliano e San Pier d'Arena, la cui attività sarà potenziata nei prossimi giorni. In modo particolare viene confermato l'operato della conferenza di San Vincenzo nella parrocchia di San Giovanni Bosco e San Gaetano a San Pier d'Arena, dove avviene la raccolta di beni per le famiglie sfollate, vestiti, materiale per l'igiene, giocattoli e altro, in accordo con il municipio di San Pier d'Arena. Nell'immediato poi Caritas supporterà lo smistamento delle offerte di beni materiali che giungeranno via mail, impegnandosi nel rispondere concretamente a queste disponibilità. Saranno poi supportate le associazioni cattoliche
pubbliche come l'Azione Cattolica o la GESCI che si renderanno disponibili per attività di animazione rivolte ai bambini, adolescenti, anziani, persone fragili o per altre forme di aiuto. La persona di riferimento poi, a nome della Diocesi di Genova, per quanto concerne l'accoglienza abitativa delle persone sfollate, resta Monsignor Giacomo Martino. E si è nuovamente riunito oggi il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal prefetto di Genova, al fine di effettuare un aggiornamento sulla situazione dei profili di criticità connessi appunto al crollo del ponte Morandi. Presenti rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte dall'emergenza. Nel corso della riunione è stata innanzitutto approfondita la tematica del trasporto sanitario di persone soggette a terapia di carattere specialistico provenienti da altre province, allo scopo di reperire soluzioni congiunte tese ad agevolare il flusso informativo in tempo reale tra Servizio 118, Polizia Stradale e Polizia Locale di Genova sulla situazione della viabilità. Con riferimento alle raccomandazioni dell'autorità giudiziaria di interdire il transito di persone all'interno della zona rossa, il prefetto ha precisato che sono in atto valutazioni di intesa tra Regione e Comune, finalizzate a definire i soggetti comunque autorizzati ad accedere all'area per esigenze di giustizia o per finalità di soccorso e ripristino dello stato dei luoghi. E in queste ore subiscono uno stop i lavori al cantiere di Ponte Morandi, in quanto la Protezione Civile regionale, su indicazione di ARPAL, ha diramato l'allerta meteo gialla per temporali. Sarà valida dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte di domani, sabato 25 agosto, per tutti i bacini piccoli e medi della Liguria, ad eccezione del ponente ligure. Nel pomeriggio i temporali saranno di intensità moderata, con bassa probabilità di fenomeni, soprattutto nell'entroterra. Dalla serata poi attesi temporali forti sul centro levante, situazione confermata su tutta la regione anche per la giornata di domani, quando in serata si assisterà al rinforzo dei venti da nord su tutte le aree, con venti medi attorno ai 50-60 km orari e raffiche sui crinali fino a 100 km orari. Miglioramenti sono attesi a partire dalla giornata di domenica. E il commissario per l'emergenza di Genova, Giovanni Totti, ha spiegato che al momento non è necessario tuttavia ampliare la zona rossa dovuta al crollo a causa dell'allerta meteo. E l'estate 2018 dunque si sta avviando al termine, è previsto infatti un calo delle temperature anche per le prossime ore. Dal punto di vista sanitario, sia per l'aspetto del forte caldo che per l'emergenza corsa in seguito al crollo del ponte Morandi, l'impegno dei medici di famiglia è stato molto. Abbiamo fatto il punto con il segretario provinciale della Federazione Medici di Medicina Generale. Vediamo. La risposta sanitaria è stata valida e l'ondata straordinaria di caldo non ha creato una situazione emergenziale. Antonio Zampogna, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, fa un bilancio dell'attività sanitaria dei medici generali, in merito alle criticità determinate dal caldo intenso e dalla situazione di grave emergenza, in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Effettivamente abbiamo avuto delle ondate di caldo forse inaspettate, comunque direi che la risposta sanitaria c'è stata, è stata valida, i nostri anziani forse non avevano e noi stessi non eravamo preparati come è successo nel 2003 e quindi diciamo che siamo riusciti a tamponare comunque con i consigli che di solito diamo, a tamponare questa ondata e quindi anche gli eventuali effetti collaterali. Come è andata la settimana di Ferragosto anche con quello che è accaduto a Genova, quindi non solo il caldo ma c'è stata anche l'emergenza del crollo del ponte? Ma guardi, noi abbiamo cercato da subito, proprio nell'immediato, abbiamo cercato di essere presenti. Io come segretario provinciale della Fimice ho invitato i colleghi genovesi già all'1 alle 2 del pomeriggio del 14 a tenere gli studi aperti anche se prefestivo. I colleghi genovesi hanno risposto veramente in modo encomiabile e la stessa cosa, addirittura alcuni studi sono rimasti aperti anche il giorno del 15 perché abbiamo voluto così, oltre che dare un segno di vicinanza alla popolazione che è stata comunque colpita dal disastro, anche la vicinanza ai colleghi che più di noi hanno avuto un impegno al pronto soccorso e quindi abbiamo cercato in questo modo di essere presenti sul territorio per evitare accessi impropri al pronto soccorso o comunque, se non impropri, comunque con delle patologie che sicuramente abbiamo potuto risolvere direttamente nei nostri studi.
Ancora la cronaca, ha ripreso vigore l'incendio che ha interessato nei giorni scorsi la frazione di Cardini a Casarza Ligure. Sul posto da questo pomeriggio stanno operando 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Chiavari e 2 dei VAB della Valpetronia. In azione anche elicotteri che hanno lavorato per spegnere le fiamme divampate più a monti rispetto al fronte di mercoledì in una zona impervia difficilmente raggiungibile. Mentre è tenuta sotto controllo l'area interessata sempre nei giorni scorsi dall'incendio divampato in località San Bernardino a Sestri Levante, di cui vediamo le immagini. Dopo una minima ripresa nel pomeriggio di ieri, questa mattina c'è stato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, mentre per tutto il giorno è rimasta sul posto una squadra dei volontari antincendio boschivi. L'incendio, lo ricordiamo, ha interessato una pineta di circa mezzo ettaro. Ed è stato fatto brillare pochi minuti prima di mezzogiorno al largo di Portofino l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato ieri mattina a poche decine di metri dalla spiaggia dell'hotel Regina Elena a Santa Margherita Ligure. Le operazioni sono state portate a termine questa mattina dai subacquei incursori della Marina Militare di La Spezia, con la collaborazione degli uomini della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. Da ieri erano inaccessibili gli stabilimenti balneari della zona, mentre è stato necessario chiudere per alcuni minuti la viabilità lungo la provinciale 227, rimasta interdetta al traffico dalle 10 alle 10:20. Una volta disinnescata la spoletta, l'ordigno è stato trasportato al largo. Si trattava di una bomba d'aereo della Seconda Guerra Mondiale contenente 30 kg di tritolo che, come vediamo dalle immagini, sono state fatte brillare in sicurezza. Al termine delle operazioni tutta l'area interessata è stata nuovamente resa accessibile al pubblico. Permane invece a Chiavari il divieto di balneazione nella zona della foce del Rupinaro in attesa di nuove analisi da parte dell'ARPA, lo comunica il Comune. L'elevata presenza di Escherichia coli nell'acqua, campanello d'allarme di scarichi fognari non funzionanti, è stato plausibilmente causato, sottolinea la nota inviata da IREN, da un travaso fra Rete Nera e Rete Bianca in corso Buenos Aires. Problematica già risolta nella giornata di ieri, si attende dunque il riscontro di ARPA per quanto riguarda le analisi dell'acqua. I consiglieri comunali di Sestri Levante, Conti, Sturla e Benedetti hanno presentato un'interrogazione con la quale chiedono chiarimenti all'amministrazione in merito al sequestro da parte dei carabinieri forestali di un'area di litorale all'altezza della zona di Sant'Anna. Troppe cose continuano a non quadrare, spiegano gli esponenti della minoranza in una nota, e le risposte dell'amministrazione comunale di Sestri Levante durante l'ultimo consiglio non ci hanno soddisfatto. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Dublino in Irlanda per l'arrivo di Papa Francesco. Il pontefice infatti prenderà parte al 9° incontro mondiale delle famiglie. La famiglia è icona di Dio, ha scritto oggi Francesco in un tweet. L'alleanza tra un uomo e una donna genera vita e comunione. Il Papa arriverà all'aeroporto di Dublino domani in mattinata, dopodiché a partire dalle 11:15 ci sarà la visita di cortesia al Presidente e l'incontro con le autorità. Nel pomeriggio Francesco alle 16:25 visiterà la St. Mary Pro Cathedral e successivamente il centro di accoglienza per le famiglie dei senza tetto. In serata, a partire dalle 20:30, prenderà parte alla festa delle famiglie. Telepace seguirà tutti questi momenti in diretta su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515. La diretta dunque inizierà domani a partire dalle 11:25. E continua a far discutere la vicenda della nave Diciotti, ferma al porto di Catania da 5 giorni con a bordo 150 migranti provenienti da Eritrea, Siria, Somalia e Sudan. Ieri sera sono stati sbarcati 27 minori, ma a bordo la situazione resta drammatica. Il PM Patronaggio, salito sulla nave, ha parlato di situazione devastante. Sul tema Radio Vaticana ha intervistato Teo Di Piazza, coordinatore del team di Medici Senza Frontiere, presente proprio al porto di Catania. Sentiamo. Che dire, abbiamo visto 4-5 ragazzi che avevano ricevuto colpi d'arma da fuoco, un ragazzo non poteva più muovere la mano in quanto era stato vittima di violenze durante la permanenza in Libia, un altro che ci ha colpito molto, un ragazzo che ha quasi perso la vista in quanto è stato tenuto al buio per circa un anno, quindi ha bisogno urgente di cure mediche e anche psicologiche perché questo ha avuto ovviamente un impatto e un forte disagio. E poi disturbi anche post-traumatici da stress,
attacchi di panico, quindi diciamo è considerato che stiamo parlando di appunto categorie vulnerabili, minorenni, abbiamo trovato alcune brutte situazioni e quindi ci immaginiamo probabilmente che le situazioni dei rimanenti 150 a bordo possa essere ancora peggiori, in quanto appunto maggiorenni, in genere i maggiorenni o comunque gli adulti e le donne che sono rimasti in genere sono vittime di violenze e altri tipi di maltrattamenti, più dei minori in media. Abbiamo saputo che il PM Patronaggio è salito a bordo della nave proprio per sollecitare poi lo sbarco dei minori e ha definito devastante la situazione rilevata. Di che cosa c'è stretto bisogno al momento per un soccorso invece adeguato? Ma questo insomma è quello che cerchiamo di dire ormai da qualche giorno. In realtà l'hanno anche riportato i ragazzini che sono sbarcati ieri sera, molto preoccupati di coloro che rimanevano a bordo, in quanto ovviamente non essendo la nave attrezzata ma non hanno le possibilità di lavarsi o di raggiungere un livello di igiene adeguato, infatti ci sono casi di scabbia e altro tipo di problematiche legate alla mancanza di igiene, ma ci sono problemi anche di nutrizione, perché nonostante ovviamente il cibo venga fornito anche da terra sulla nave, però ovviamente il livello di nutrizione, da quello che riportavano ieri i minorenni, e si vedeva evidentemente anche su di loro, alcuni di loro erano veramente magri, molto denutriti si vedeva, e anche a bordo hanno bisogno assolutamente di una nutrizione migliore, di igiene, di potersi lavare, potersi riposare, quindi è inaudito che continuino a stare lì sulla nave. Veniamo adesso in diocesi. Oggi la chiesa fa memoria di San Bartolomeo Apostolo, diverse le comunità in festa, tra cui Borzanasca. Questa sera alle 21:15 al Santuario del Santissimo Crocifisso si terrà un concerto della rassegna Fono Festival, Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria. Si esibirà l'organo Luive Tamminga con il gruppo corale Gocce d'Armonia di Vicenza. Nella chiesa di San Michele Arcangelo Alevi la festa patronale di San Bartolomeo vivrà il momento culminante con la messa solenne alle 20:15 e la processione lungo le vie del borgo. A guidare la riflessione Don Paolo Bacigalupo. Seguirà una serata insieme sul sagrato, la gara di dolci casalinghe e l'estrazione dei premi della sottoscrizione. A Statale di Ne i festeggiamenti patronali si concluderanno domenica con la messa alle 11 e alle 17 la processione, la predicazione e la benedizione eucaristica. E la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari si appresta a celebrare la solennità del Santissimo Crocifisso. Oggi si è svolta la liturgia per anziani e malati. Domani, giorno della festa, le Sante Messe saranno celebrate alle 8, 10:30, 17:30 e 20:45. La messa delle 10:30 sarà presieduta da Monsignor Mario Rollando. La comunità di Carro invece festeggia il santo patrono Antonio Maria Gianelli. Domani alle 11 la messa solenne nella chiesa parrocchiale. Alle 21 saranno celebrati i vespri nell'oratorio della confraternita di San Sebastiano. A seguire la processione per le vie del paese con le confraternite e la banda musicale di Sesta Godano. E all'inizio di settembre, precisamente da domenica 2 a venerdì 7, si terrà il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Ad organizzarlo l'Unità Alsi di Chiavari, che attraverso i suoi volontari accompagnerà i fedeli e i malati. Il pellegrinaggio sarà guidato da Monsignor Alberto Tanasini e si svolgerà in occasione del 160° anniversario delle apparizioni. È ancora possibile prenotarsi per partecipare, sentiamo come. A che punto è l'organizzazione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes? Siamo pronti per partire, abbiamo ricevuto tante iscrizioni, abbiamo ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio in treno e quindi invito tutti ad iscriversi. Iscrivetevi, persone anziane, malate, che hanno il piacere di condividere con noi questo pellegrinaggio, le invito appunto ad iscriversi con noi. Come si può fare per iscriversi? Le iscrizioni le prendiamo nel nostro ufficio in seminario a Chiavari al martedì e al sabato dalle 9:30 alle 11:30, altrimenti telefonando al numero 0185 30 88 15. Qual è il programma del pellegrinaggio in treno? Il treno partirà da Chiavari nel primo pomeriggio di domenica 2 settembre, arriveremo poi a Lourdes al mattino dopo. Avremo poi 3 giorni per partecipare alle funzioni, quest'anno presiedute dal nostro vescovo Monsignor Alberto Tanasini, e poi rientreremo il 7 settembre sempre qui nel Tigullio. Quali sono i momenti significativi di un pellegrinaggio a Lourdes, i luoghi anche che si visitano?
Diciamo che le funzioni principali sono la processione flambeau, quella la sera con la statua della Madonna, e la messa internazionale che raggruppa tutti i pellegrinaggi presenti in quel momento a Lourdes, ma sono importanti anche i momenti di amicizia, i momenti di condivisione, i momenti semplici. Basta un sorriso per riempire e dare significato al pellegrinaggio. Invitiamo quindi ad iscriversi, c'è un termine? No, noi abbiamo ancora qualche posto disponibile, non più molti, quindi qualsiasi persona che vuole iscriversi lo faccia volentieri. E nella Lavagna Solidale si è rinnovata la 14ª edizione della cena di beneficenza organizzata dai commercianti e artigiani al Porticato Brignardello. Il loro impegno e la generosità di tanti benefattori ha contribuito a far lievitare l'ammontare complessivo delle offerte raccolte anche quest'anno per 2 realtà del territorio. Sentiamo quali. Siamo giunti alla 14ª edizione di questa bella serata Porticato Brignardello qua a Lavagna. Esatto, la forza di questa cena è che riusciamo a devolvere una cifra abbastanza importante legata a una sola serata, perché tutte le attività commerciali e qualche signora di Lavagna che ha nel cuore la nostra cittadina offre le basi, le pietanze per preparare la cena, quindi costi ne abbiamo ben pochi e riusciamo a offrire un buon servizio e a fare un'ottima beneficenza. I beneficiari di quest'anno saranno l'Anfas di Chiavari, in particolare per la casa famiglia che stanno allestendo, ormai quasi già pronta, però chiaramente è stata veramente un'opera grandiosa, quindi ha necessitato di fondi, diciamo, di notevole importanza. E l'altra parte viene devoluta all'oratorio della Santissima Trinità, che ha la necessità di restaurare la cassa processionale. Lo sforzo è notevole perché la spesa è quasi dai 50 ai 60 mila euro e di conseguenza la metà ci manca, fra virgolette, perciò dobbiamo attingere a risorse nostre e anche con eventi, tra cui questo devo dire che è pienamente riuscito come tutti gli anni, grazie sia ai volontari del CIV e di tutta Lavagna e comunque c'è sempre una risposta notevole, anche perché Lavagna, dovessi mettere un titolo, diciamo, Lavagna per la solidarietà c'è sempre. È un periodo che le persone sono vicine all'Anfas. Sì, meno male, perché lo sono sempre stati, ma in questo momento davvero ne abbiamo un bisogno incredibile, per cui bello. Partita e questa serata. Partita e questa serata sono 2 momenti che ci riempiono il cuore, perché vuol dire che la gente ci vuol bene. E come anticipato nel servizio, questa sera i riflettori della solidarietà si spostano a Chiavari, allo stadio comunale, dove andrà in scena la partita Un sorriso per l'Anfas, amichevole tra ex calciatori, cantanti, attori, amministratori locali e regionali, parlamentari, sacerdoti e giovani. Il fischio inizia alle 20:30, le offerte raccolte saranno devolute all'Anfas Tigullio Est per il completamento della struttura residenziale nei locali del Santuario di Sant'Antonio e per l'emergenza venutasi a creare a Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi. È ancora possibile partecipare. La serata sarà trasmessa su Telepace 1 al canale 15 e al canale 515 a partire dalle 20:30. E la commedia in dialetto genovese Che veut un po' di fantasia sarà portata in scena questa sera dai Senza Pretese nello spazio incontri della Biblioteca del Mare di Riva Trigosa, Sestri e Levante. Durante la serata, che inizierà alle 21, saranno raccolte offerte per la Fondazione Malattie Renali del Bambino dell'Istituto Gaslini di Genova. Alla serata parteciperà il primario dell'unità nefrologia, dialisi e trapianto dell'ospedale, nonché capo dipartimento di scienze pediatriche del Gaslini, il professor Gian Marco Ghiggeri. E adesso nella nostra scheda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 25 agosto. A Coscenti di Nee si rinnova l'appuntamento con il mercatino agricolo della Val Graveglia. Dalle 8 alle 12 saranno esposti e venduti prodotti dell'agricoltura locale. Tradizionale appuntamento con il mercatino dei sapori. A Chiavari dalle 10 alle 20 le bancarelle enogastronomiche saranno allestite in via Rivarola. Sempre a Chiavari dalle 10 alle 12 visita guidata sulle tracce dello scultore brizzolare, iniziativa a cura di Hiro & Co. Taglio del nastro alle 18 all'Ascito Cuneo Sa Colombano Certenoli per le mostre collegate alla prossima edizione di Expo Fontana Buona. Saranno esposte opere di vari artisti locali. Da domenica a mercoledì 29 agosto le mostre saranno visitabili dalle 16 alle 21.
Posidonia Green Festival a Recco, nelle zone del lungomare, alle 18:30 il laboratorio artistico per bambini, a seguire aperitivo in spiaggia, incontro sull'importanza della raccolta differenziata e proiezione cinematografica sulla spiaggia. Seconda serata della 48esima edizione della Sagra del Fungo, Porcino, a Tavaroni di Maissana, alle 19 aperture degli stand gastronomici, dalle 22 serata danzante. Favale Wild Festival 2018 a Favale di Malvaro, dalle 19 stand gastronomici, a seguire il concerto di Omar Pedrini. Sagra Polenta e Cinghiale a Ziona di Carro in Val di Vara, a partire dalle 19:30 aperture degli stand gastronomici, alle 21:30 ballo con l'orchestra Luca Parpaiola. La Lipu Tigulli organizza un'escursione serale lungo le sponde del fiume Entella. Il ritrovo è alle 20:40 sul lato Lavagna, nello slargo al termine di via Garibaldi. Concerto del cantautore siciliano Mario Venuti in Villa Tigullio a Rapallo. L'inizio è alle ore 21. Sempre alle 21 sul lato levante della colmata mare a Chiavari si terrà lo spettacolo teatrale Maruzza Masumeci a cura di Lunaria Teatro. La musica di Lucio Dalla sarà protagonista del concerto Ciao Lucio, in programma alle 21:30 al Teatro Conchiglia di Sassi Levante. Sul palco i cantanti e i ballerini della EC Studios Academy Company. Il concerto per la ricerca contro il neuroblastoma si terrà in Piazza del Popolo a Levanto. Gli illustri cugini alle 21:30 suoneranno brani di De André. L'agenda di Telepaccio conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con il TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.